Ciao a tutti, sono Mike FC e oggi vi racconto qualcosa del mio ultimo lavoro discografico, L'Ugenti. Questo qui. Leggendo la tracklist un po' mi vengono a mente tanti ricordi, tante avventure che ho passato con ognuna di queste canzoni. Voglio un po' elencarvele e raccontarvi qualcosa su questi brani. Il disco si apre con Zena, che è proprio stata la prima canzone, la primissima canzone che ho scritto in genovese. All'epoca io non avevo assolutamente le idee molto chiare su come si affrontasse il canto. Infatti era scritta in una tonalità che per me non era assolutamente congeniale. Per intenderci, era scritta in Do, e poi però col passare del tempo ho capito che non era adatta a me e quindi ho deciso di rifarla in Sol. Adesso la sento molto più mia, sento che riesco a cantarla meglio, che suona meglio. E è un brano che racconta un po' la città, vista con gli occhi di un ragazzo di 22-23 anni, perché è stato il periodo in cui l'ho scritta. E da questa poi è partito tutto, è partito questo desiderio di migliorare il mio genovese, del cantanzenese del lungu, ma mi piace anche scrivere in italiano, perché comunque l'italiano è la mia lingua madre e a seconda delle occasioni preferisco esprimermi in un modo o nell'altro. La seconda canzone è Quelle cantà. Questo brano è contenuto anche nel CD dei Trilli, ha un ritmo che ti prende. Ricordo ancora quando l'abbiamo fatta insieme a Vladi, Davide De Muro, e in un pomeriggio nello studio di Davide abbiamo tirato fuori questo arrangiamento, abbiamo registrato, è stata molto divertente. È una canzone che ho avuto anche il piacere di portare con loro in alcuni live e ho veramente un bel ricordo legato a questa. E poi quando l'ascolto mi dà proprio una bella energia, no? Perché comunque siamo un po' tutti accomunati da questa voglia ogni tanto di cantare, chi magari sotto la doccia, chi mentre se ne passeggia da solo, chi su un palco, chi al karaoke, insomma è una cosa che ci accomuna. Questa canzone riassume bene questo concetto. Brano numero 3 si intitola Mia Ben. Io mi sono messo a guardare perché mi sembra che arrivi qualcuno. Sento delle voci. No, era un video. No, ma tranquilli. Ci impicciavamo dei fatti. Figurati, lo metto in pausa, poi lo riprendo. Cosa dirà? È un brano più rappato, con un beat più old school, che parte con un parlato di Mauro Scardovelli e conclude appunto con alcune sue frasi per me molto significative. Se non conoscete Mauro vi consiglio di andare a seguirlo perché dà dei begli spunti, lo trovate su YouTube. E questo brano è veramente un invito a tenere gli occhi aperti e guardarsi anche alle spalle, perché c'è qualcosa di grande in ognuno di noi e a volte ho l'impressione che venga un po' rinchiuso in dei ruoli, in delle scatolette, in dei personaggi, con delle etichette che non ci appartengono molto. Brano numero 4 si chiama Bello come Ossù ed è stato il mio terzo brano che ho scritto in lingua ligure. È stata un po' una svolta per me perché avevo scritto la prima canzone su Genova, Zena, la seconda canzone sulla Liguria, in Tenebrassu, dedicata appunto alla regione, e poi ti dici, ma di cosa parlo adesso? Io ho voluto parlare un po' di questa sensazione di felicità quando intorno a te vedi questo tante cose belle, anche se magari non splende il sole, però il sole è dentro di te. Brano numero 5 è Fermau Tempo. Devo dire, fra queste canzoni è l'unica che veramente racconta delle storie, è una cosa non tanto usuale per me, ma che ho voluto provare. E secondo me ha il pregio di poter veramente permettere all'ascoltatore di immergersi in quell'atmosfera e insomma racconta anche situazioni tragiche ma con un messaggio, e il messaggio è quello di ricordarci di quello che è passato, perché comunque siamo legati alle generazioni che ci hanno preceduto e quello che hanno vissuto un po' fa anche parte di quello che viviamo e di quello che abbiamo ereditato. Inoltre questa canzone è stata premiata al Festival della canzone in lingua ligure di Albenga, il Festival San Giorgio, ha vinto il primo premio, il premio miglior testo nel 2018 e per me è stata una gioia incredibile. Oltre ad essere veramente una bella manifestazione, il Festival di San Giorgio, sapere che questa canzone è arrivata al cuore delle persone, dei giudici, è stato fantastico. Al 6 c'è Manesi in te Manesu, che si è sviluppata da una commedia. Io ho avuto il piacere di essere contattato dagli amici della compagnia teatrale San Fruttuoso che stavano portando in scena
appunto la commedia Manesi in Temmanesu, scritto da Scaravelli, un autore genovese molto molto in gamba, bravissimo. E mi hanno chiesto: ma perché non provi a buttare giù qualche idea legata a questo copione? E mi sembrava un po' una proposta folle, però poi mi è uscita la canzone, il ritmo girava, piaceva. Alla fine ero talmente contento che ho deciso di inserirla nel disco, anche perché poi comunque è andata in tournée con la compagnia, ha avuto un bel successo, veramente un bel riscontro. Insomma, quindi un brano molto divertente. Seguito da, al numero 7, Allegri. Qualcuno magari ricorda Allegri, canzone fatta insieme a Demo e lui. Io adoro il video di questa canzone, il ritmo, le sperimentazioni che abbiamo fatto, perché comunque c'era un po' di latineggiante, c'era un po' di trombe, insomma, e poi anche il messaggio, cioè questo messaggio di liberare la mente e lasciarsi un po' andare. Nel frattempo intorno a me il clima sta mano a mano peggiorando, ma non ci abbattiamo. L'ottavo brano è Te Speciale, una canzone che avevo scritto per una ragazza e che tratta un tema un po' insolito per il genovese, perché è difficile che le canzoni in senese parlino un po' di tenerezza, comunque dedicate alle ragazze, insomma è stata un po' una sfida anche in questo senso. È stata premiata col primo premio nella categoria solisti al Festival della Canzone di Albenga, appunto a San Giorgio, nel 2017. È stata una grossa spinta per me a continuare a fare musica, a credere di più nelle mie capacità, in quello che stavo realizzando. Al numero 9 vi è In Tenebrassu. Questo penso sia il brano più famoso tra le canzoni che avevo fatto uscire. L'ho scritta quando io non vivevo neanche in Liguria, perché ho studiato per 2 anni a Como, ho vissuto per 2 anni in Lombardia, e quando ero lì mi è venuto da scrivere questa canzone, proprio pensando a tutti i vari aspetti, alle contraddizioni che ci sono, alla bellezza, al degrado, e il grande amore che c'è nei confronti di questa terra da parte di chi la abita, ma dall'altra parte anche la necessità a volte di andare via, di dover spostarsi per lavoro. Io è una cosa che vedo tanto nei miei coetanei, solo che a Milano penso che ce ne siano tantissimi, però questa canzone qua penso che incarni proprio l'affetto e il legame che c'è per la nostra regione, ed è una cosa di cui sono orgoglioso. Al numero 10 c'è Aregagimuse, una collaborazione con il mitico Mats Wilander dei Macadam Zena, e quindi un brano che raccoglie sonorità reggae, rap. Mi piace tanto di questo brano la sensazione che dà, proprio questo Aregagimuse, no? Riprendiamoci, diamoci una svegliata carichi di energia, e proprio la canzone trasmette questo. Veramente uno dei brani più carichi del disco. Grande Mats per la collaborazione, fantastico. L'11ª canzone è Lui Gentileggi, il brano che dà il titolo al disco. Penso mi rappresenti abbastanza, e è anche un invito veramente a non far spegnere la luce nei nostri occhi, perché succede di tutto nella vita. A volte ci sono eventi che veramente ti buttano giù, persone che non vogliono il tuo bene, persone che magari vorrebbero aiutarti, ma quasi le respingiamo, non ci rendiamo conto di quanto possano essere importanti, e a volte non crediamo in quello che facciamo, perché siamo troppo scoraggiati. Questa canzone è veramente un invito a far brillare la luce nei nostri occhi e a crederci. Tra l'altro è un brano trap in genovese. Io quando l'ho fatto pensavo, caspita, questa canzone parlerà alle nuove generazioni, arriverà sicuramente, e poi insomma i risultati non sono stati ottimali, però è un brano veramente al quale sono affezionato, e che comunque sento che, nonostante sia un trap, possa arrivare a tante generazioni. Non a caso il brano preferito di mia madre del disco. Number 12, Auduse Gesemu. Io volevo fare veramente qualcosa per arrivare a far ballare, a farci ballare con dei ritmi nuovi, innovativi, moderni. È anche un po' una sfida portare la lingua ligure su queste sonorità, e sfida riuscita, perché il brano prende, funziona. Abbiamo fatto anche un videoclip con i ragazzi del fan club, grandissimi, e ci siamo divertiti un sacco, ed è proprio bello questo concetto anche di dire Gesemu, cioè ci siamo, nonostante tutto quello che abbiamo passato, nonostante i caprioli e i cinghiali che sfrecciano dietro di me, ci siamo.
Sì, questo è un capriolo. Vabbè, bene. A proposito, quale momento migliore col capriolo che arriva? La 13ª è Piemonte a Pe. E Piemonte a Pe cosa incontri? Cinghiali, craieux, e tutto. E parla un po' del viaggio che ho fatto a piedi sull'alta via dei Monti Liguri da Ceparana a Ventimiglia, ma anche del viaggio della vita, fatta di appunto fatica, ma anche posti stupendi, incontri, e anche con la possibilità di sentirsi più a contatto con la natura, quindi più liberi, lontani da tante distrazioni. Dulcis in fundo, la 14, Touli. Canzone con Damon Albarn che veramente ci ha portato tanta fortuna, è arrivata a tantissime persone. Mi piace vedere quanto è coinvolgente e quanto fa ballare anche i bambini che si scatenano spesso con questa canzone. Sono andato in qualche scuola a cantarla e i ragazzini erano veramente entusiasti, quindi il disco racchiude un po' tanti aspetti musicali, tanti generi diversi, varie collaborazioni, e penso che abbia un valore importante perché secondo me anche tramite la musica in lingua ligure, in dialetto, in senese, si possono tramandare dei suoni, dei valori, trasmettere delle idee, in un certo senso arrivare più direttamente al cuore delle persone. Tra l'altro all'interno del disco c'è il libretto con dentro tutti i testi, con a fianco la traduzione in lingua italiana. E questo può essere anche molto utile per documentarsi e migliorare la conoscenza di questa lingua. Il disco lo trovate sui digital stores o in via del Campo 29 Rosso a Genova o ai miei concerti. E là è iniziata la funzione. Il bello della diretta.